Come preannunciato parliamo di un appuntamento importante per dei giovani che hanno avuto una grande possibilità di crescere, ma prima parlare di quello, visto che beato le donne, però c'è un altro, non sono solo, ed è l'unico vestito da gara. Che hai fatto, come è andato? Un minimo di radiocronaca e telecronaca bisogna farla. Va bene, ho fatto la gara nel campo del Padiglione 5, il Master Gold 130. Ieri è andata bene, oggi malino. Cioè, ieri bene cosa vuol dire? Ieri bene, è venuto un errore sul finale, però stavamo tirando la gara, per cui capita. Oggi erano errori che non dovevano capitare, ma vediamo domenica da che parte penderà l'ago della bilancia e cerchiamo di portare a casa il miglior risultato possibile. Vediamo la sincerità, colpa al cavallo o al cavaliere? Come fai a sapere la sincerità qua? No, ci si prova almeno. Non posso dirlo. No, non puoi, te lo chiedo No, dai, te. un 50-50. 50-50. Il naso si allunga, ma non importa, non c'è No. finta di niente. Allora, è tornata con noi, questa volta in veste di tutor. Giustamente, di tutor. Raccontiamo che cosa, perché è una cosa molto particolare. Quindi facciamo un po' la storia di quello che è accaduto. Quest'estate ho avuto l'occasione di andare in Francia presso le scuderie di Michel Robert ad accompagnare questo gruppo di ragazzi nel primo Che master. si forma come? È un gruppo di ragazzi che è stato selezionato da una commissione indetta dal Comitato della FISE Veneto, ragazzi che erano valutati in base sia al loro curriculum agonistico ma anche a molti altri fattori. Soprattutto la cosa più importante era Lì che la stiamo vedendo? proprio le scuderie di Carraro, dove è stata fatta la soluzione. I ragazzi sono stati valutati in base a diverse caratteristiche. La cosa più importante era anche la motivazione che li spingeva a voler partecipare a questo meraviglioso progetto. La motivazione. La motivazione. Ma vediamo, cominciamo. Qual era la motivazione? No, tieni con il microfono. No, scusa, lascia il microfono a lei. La motivazione qual era? Sì, usa il microfono però. Allora, prima di tutto credo che sia un grande campione Michel Robert e credo che fare un'esperienza con lui sia un modo diverso di vedere anche l'equitazione in generale, perché lui secondo me ha una visione diversa, molto naturale di quello che è l'aspetto appunto di questo sport, e credo che sarebbe stato molto utile per capire anche la sua visione, la cosa è importante per lui appunto in questo sport. Parliamo di motivazione, proviamo con lei. Qual era la motivazione che ti ha spinto a sperare, prima di essere selezionata, di essere selezionata? Sì, il fatto che appunto, come diceva la mia compagna, oltre ad essere un grande cavaliere, ciò che lui ha sempre dato importanza, credo, nella sua carriera, sia oltre al risultato sportivo, che comunque è sempre stato la base, e ha sempre ricercato anche il rapporto e il rispetto che ha per il cavallo. Quindi non solo la finalità agonistica, ma anche tutto il contorno, quindi il rapporto che crea con il cavallo, cercando una certa sintonia e di creare il binomio per poi cercare appunto il risultato. Dicevamo i risultati in gara e le motivazioni. Poi, cosa succede? Poi, dopo la selezione di questi ragazzi, è stato organizzato il trasporto dei loro cavalli fino alle scuderie di Michel Robert a Lione. I cavalli sono andati tutti con un unico camion e uno dei ragazzi è andato con loro, noi siamo andati su in macchina assieme. E dove abbiamo potuto passare, siamo arrivati la domenica, abbiamo passato 5 giorni alle scuderie di Michel. Nel senso, maschietto o uno perché Come, scusi? uno dei ragazzi è andato con i cavalli? Sì, il trasportatore e uno dei ragazzi selezionati ha accompagnato il trasportatore, chi è andato? che è quello che manca Quello che oggi. manca, perché ricordiamo Riccardo, anche sì, che Riccardo, che si è offerto di andare a viaggiare con i cavalli in caso di bisogno, e quindi lui è andato su col trasportatore. E gli altri ragazzi sono venuti su in macchina con me e siamo andati fino alle scuderie di Michel Robert, dove abbiamo passato questi giorni a lavorare con questo indiscusso campione,
a vedere tutte le nostre convinzioni assolutamente stravolte e ripartire un pochettino da capo nel valutare soprattutto quello che noi valutavamo come rapporto col proprio cavallo e quanto partire dal rapporto col proprio cavallo è fondamentale per riuscire a avere delle prestazioni sportive importanti. È stata un'esperienza bellissima. Ha detto le opinioni stravolte, se prendi il microfono. Stravolta è un termine che si adatta? Stravolte è un termine corretto nella mia opinione, perché sebbene per esempio io avevo un'idea di quello che ci avrebbe aspettato alle scuderie di Michel Robert, in quanto insieme al mio istruttore, che è anche mio padre, Paolo Tiarca, avevamo già studiato e letto assieme Segreti e metodo di un grande campione, che è appunto un libro redatto da Michel Robert. Sebbene io avessi appunto un'idea di base di quella che è la filosofia e l'approccio di Michel, comunque viverlo insieme a lui nelle sue scuderie è stato emozionante ed è stata un'esperienza che nessuno di noi effettivamente si aspettava. Lui ha cambiato il nostro approccio all'equitazione, l'approccio a quelli che possono essere gli errori a cui andiamo incontro tutti i giorni nel lavoro con i nostri cavalli, e anche ha cambiato il nostro approccio mentale al lavoro, al rapporto con l'animale, proprio facendoci partire da delle esagerazioni per poi arrivare all'applicazione corretta dei nostri aiuti, della nostra posizione e di tutto quello che è il lavoro in sella e da terra. Stravolta è una parola che si adatta a quello che hai provato tu? Secondo me sì, io mi trovo completamente d'accordo con Elena, perché penso che se fosse stato uno stage di una sola giornata noi saremmo tornati a casa senza avere capito niente di quello che ci aveva spiegato Michel, perché è partito da delle complete come esagerazioni per poi andare sempre più avanti ed arrivare sempre al punto finale di quello che era il nostro modo di montare, il nostro essere a cavallo e il nostro rapporto fondamentalmente con il cavallo. Se fosse stata una cosa di un giorno probabilmente saremmo tornati a casa con un sacco di dubbi, mentre avendo avuto questa esperienza di più giorni abbiamo capito veramente quella che era la sua intenzione finale. Perché? Quanti giorni è durata? Noi siamo arrivati la domenica nella scuderia di Michel, hanno lavorato lunedì, martedì, mercoledì e giovedì e dopo siamo ripartiti. Quanto è importante, come raccontava, il fatto di stare lì più giorni per poter... Importantissimo, importantissimo proprio per poter anche aver tempo di metabolizzare il lavoro che veniva fatto, di capire i principi da cui partiva Michel e quindi costruire un mattone dopo l'altro. Quindi i momenti belli sono stati anche quelli alla sera, dove a cena ci si trovava assieme, si parlava, ognuno dava la sua esperienza, quello che aveva vissuto durante la giornata, ed è stato bello anche assieme riuscire a costruire i punti, quindi sicuramente è stato fondamentale se è stato lì più giorni. Vogliamo spiegare appunto in cosa è diverso Michel Robert? Allora, è diverso nell'approccio. La cosa che più ha colpito, credo, tutti noi, o una delle cose che ha colpito di più, è il fatto che comunque un uomo di una certa età, che bene o male ha fatto tutto in carriera, ha partecipato alle più importanti competizioni di completo di salto ostacoli al mondo, comunque alla sua età abbia ancora voglia di divertirsi coi cavalli, ed è una delle prime cose di cui lui parla, che bisogna riscoprire il piacere del rapporto col proprio cavallo e del divertirsi col proprio cavallo. Partendo da lì e mettendo il cavallo come prima, ma la salute mentale del cavallo come prima cosa a cui stare attenti, poi dopo si può lavorare su se stessi, sulla propria posizione, e la performance diviene di conseguenza. Quindi anziché pensare a devo superare quell'ostacolo in quel modo lì, facendo un passo indietro e focalizzandosi su altre cose, la performance viene di conseguenza. Allora, ieri come era andato, hai detto? Bene. Oggi? Malino. Ti sei divertito? Sì. Il naso cresce o sei sincero? No, mi sono sempre divertito, in questi 2 giorni sì. Qual è la chiave per divertirsi anche se va male? Avere bene in mente il concetto che nessuno
paga il cavallo o lo costringe a fare queste cose, ma è lui che dà la sua disponibilità e bisogna apprezzare ogni sforzo che fa per completare una gara con noi, e se ci sono le giornate che vanno male analizzare un po' quali sono stati i punti critici, ma tornare il giorno successivo con la mentalità comunque di divertirsi col proprio cavallo e essere grati di poter divertirsi. Facile o difficile divertirsi se va male? Non sempre è facile divertirsi, e soprattutto appunto se va male, se non si ha un certo rapporto con il proprio cavallo può risultare difficile. Al di là del risultato sportivo, se ciò che muove, cioè ciò che ci muove a fare questo è la passione e un certo legame, credo sia più facile affrontare anche una delusione e mettere appunto alla base di tutto il divertimento, e sicuramente questo ci porterà più lontani anche a seguito di una gara andata male. Sinceramente, guardando anche le altre persone, gli altri ragazzi e altre ragazze, vedi questa difficoltà di divertirsi? Sicuramente sì, soprattutto, vabbè, ovviamente al termine delle gare è difficile anche riuscire a nascondere quello che si prova, quello che si sente, e anche per quanto riguarda ad esempio io personalmente all'inizio non riuscivo molto ad accettare di andare male in una competizione, e solo col tempo sono riuscita a capire che comunque dagli sbagli ovviamente è da lì che bisogna poi imparare, però soprattutto vedo questa cosa anche quando lavoriamo in squadra. Ad esempio sono andata a Piazza di Siena e cioè, vedere proprio le emozioni dei miei compagni, aiutarli durante appunto i loro momenti difficili, è lì che ti rendi conto che effettivamente per ognuno è diverso e è difficile riuscire sempre ad accettare di andare anche male, insomma, le sconfitte. Quindi dopo il divertirsi? Beh, il divertirsi non bisogna scondarselo mai, quello sì, quindi non è dopo il divertirsi e poi affiancare. Te l'hai scordato? Com'è? Nella tua vita te l'hai scordato? Ma credo che ci siano stati momenti in cui tutti i cavalieri a volte se lo dimenticano, soprattutto quando iniziano ad avere certe soddisfazioni a livello agonistico e quindi inizia a programmarti degli obiettivi. L'obiettivo a volte ti fa dimenticare il perché hai iniziato ad andare a cavallo e il motivo per cui ci siamo innamorati di questo sport, e credo che sia un problema che ogni cavaliere prima o poi ha vissuto, di pensare prima al risultato e poi al perché abbiamo iniziato da bambini ad appassionarci a questo sport. Quindi divertirsi sicuramente è una cosa perché spesso sembra superficiale. Beh sì, dai, andiamo avanti alle cose più importanti, divertirsi ok, ma ho l'obiettivo, voglio fare quella gara, e invece dobbiamo ricordarcelo effettivamente, perché se noi ci divertiamo e i cavalli si divertono con noi, i cavalli sono degli atleti felici e lavorano volentieri, ci danno delle soddisfazioni. Se invece noi viviamo lo sport come un obbligo, loro lo fanno ancora di più. E sto pensando a quando andavo a cavallo io da ragazzino, e sto pensando che forse io non pensavo a divertirmi, andavo a cavallo perché amavo i cavalli. Sbagliavo? No, ma quello è il motivo per cui tutti iniziano. Infatti quello che vedo anche, l'ho passato io, ma lo vedo seguendo il percorso di molti ragazzini nel tempo, che di solito si inizia divertendosi, le prime gare ci si diverte, poi arrivano le prime vittorie, le prime soddisfazioni e a volte ci si smette di divertire. All'inizio tutti iniziano divertendosi, se no uno non va a cavallo. È il continuare che è la chiave, e che la cosa interessante è che vedo più vado avanti, più vedo cavalieri che sono stati all'apice per anni, dicono tutti la stessa cosa. Io ogni giorno sono contento di scendere e montare a cavallo. E quella è una cosa che spesso bisogna ricordarsela, perché troppo spesso messa in secondo piano. Il rapporto col proprio cavallo è fondamentale, quello sicuramente sì, e non soltanto la parte tecnica. Più uno va avanti, più uno si focalizza sulla parte tecnica e perde magari l'istinto, la naturalezza, la gioia con cui ha iniziato ad andare a cavallo. Tu che eri spettatrice di questa missione francese, cosa hai imparato? Tantissimo. Io sono tornata a casa piena di entusiasmo. A dir la verità, quando siamo ritornati indietro, siamo partiti la mattina presto,
Da Lione siamo tornati a casa, ho fatto varie tappe, ho scaricato vari ragazzi a Padova e poi a Mestre, e poi sono partita, sono andata subito in maneggio, avendo fatto tutta la strada, e sono andata a lavorare il mio cavallo alla corda, utilizzando i principi che avevo visto, perché era tutta la settimana che avevo voglia di provare quelle cose sul mio cavallo, no? E non ho resistito a aspettare il giorno dopo, e sono subito andata in scuderia, e lui mi guardava dalle sono le 8 di sera. però cosa ci fai qua? Esatto, mi è abituato a sono vedermi io. a certi orari, purtroppo, essendo che lavoro, è abituato a vedermi a certi orari, però ho subito avevo una voglia di provare ad applicare quello che avevo visto tutta la settimana. E allora la sera l'ho lavorato a corda, il giorno dopo l'ho subito montato, lavorando sugli esercizi che avevo fatto ai ragazzi. E quello che ho imparato in Francia lo tengo a mente sempre ormai da mesi, e devo dire che anche da terra ho imparato tantissimo. La prima cosa che hai fatto tornata in Italia qual è stata? La prima cosa che ho fatto tornata in Italia è stato cercare da sola di recuperare quello che avevo provato a fare assieme a Michel, e a quel punto cercare di farlo mio. Per esempio, Sabrina ha citato il lavoro alla corda, perché bisogna sottolineare il fatto che noi parliamo di filosofia di Michel Robert, ma non è una cosa che rimane astratta, è una cosa che va molto nel pratico, e funziona effettivamente. Dunque, ho preso il mio cavallo e siamo andati a lavorare assieme alla corda, perché il lavoro da terra, secondo me, viene molto sottovalutato, soprattutto nella nostra disciplina del salto ostacoli, e invece, secondo me, aiuta moltissimo sia a costruire il rapporto con il proprio cavallo, e quando parliamo di divertirci vuol dire proprio costruire il legame che ci lega a loro, per poter fare tutto in una maniera più serena, insomma, con più armonia. E dunque ho cominciato subito a lavorare da lì, e devo dire che vedere il proprio cavallo modificarsi assieme a te è davvero una grande soddisfazione, perché quante volte abbiamo lavorato in distensione e tornati a casa dalla Francia abbiamo capito cosa effettivamente vuol dire lavorare in distensione. E poi ovviamente il lavoro anche a cavallo è stato molto diverso dopo questo stage, perché riesco ad approcciarmi agli allenamenti in una maniera diversa. Quando mi si presenta un problema riesco a dire: fermati un attimo, respira, capisci che forse sei tu il problema, forse qualcosa non lo stai sentendo, ma c'è qualcosa che non va. E Michel ci ha insegnato a fermarci, a pensare al nostro corpo, a pensare alla nostra respirazione, al nostro baricentro, e davvero molti problemi che sembrano insormontabili in realtà sono davvero molto semplici, ed è questo che io ho provato a fare, provare a risolvere i miei problemi nella maniera più semplice possibile, semplicemente collegandomi col mio cavallo e pensando al mio corpo. Tu la prima cosa che hai fatto tornando in Italia? La prima cosa che hai fatto tornata in Italia? Tornata in Italia, la prima cosa che ho fatto è stato provare a mettere in pratica quello che ci aveva insegnato Michel anche con il mio altro cavallo, perché purtroppo in Francia non sono potuta andare con quello che è il mio, definiamolo, cavallo di punta a causa di un infortunio che aveva appena cominciato a lavorare il periodo in cui abbiamo fatto lo stage. Quindi quando sono tornata ho cercato di affinare la tecnica che ci aveva cominciato a dare Michel sia con la cavalla con cui sono andata che con l'altro, e ho visto che andando avanti col tempo gli effetti veramente ci sono, perché adesso ho entrambi i cavalli che rispondono subito a quello che gli chiedo e che riesco a gestire in una maniera in cui prima non ero in grado, perché appunto Michel ci ha insegnato a fare le cose con calma e a risolvere prima da terra magari i problemi che si presentano e poi affrontarli anche in sella, ma con una mentalità completamente diversa rispetto a quella con cui eravamo abituati prima. Ed è una cosa che ti apre veramente la mente, perché non sei abituato a vedere questo sport in un certo modo, però una volta che lo capisci e lo metti in pratica è tutta un'altra cosa e viene tutto molto più facile. Adesso, quando vedi gli altri, parlo con te,
In qualche misura avverti qualcosa di diverso in te stesso rispetto agli altri? E noto tutte le cose che ci ha corretto Michelle in quei giorni, le noto anche negli altri e ovviamente non è che posso mettermi a dire alla gente guarda che stai sbagliando, però li vedo. Però lo vedi? Sì. Cioè è evidente? Sì, dopo che lo sai sì. E guardando te al passato lo vedi? Sì, c'è una differenza in come monto rispetto a 3 mesi fa, che ad occhio di chi mi vede tutti i giorni magari un po' si è abituato, ma chi mi vede poco o raramente dice che monto un po' diverso da una volta. Com'è nato questo progetto? Allora, principio non lo so perché a me hanno coinvolto una volta che il progetto era già nato. Sicuramente credo che alla base ci sia un'idea della Clara Campese, la nostra presidente, che è estremamente vulcanica, e una collaborazione tra Fise Veneto e il team Wow che gestisce l'attività di Michel Robert. Quindi Se non sbaglio il progetto Wow. Sembra esatto. battuto, ma è così. Però a me hanno coinvolto a marzo, quando già avevano progettato tutto quanto, quindi non so esattamente tutti gli artefici chi sono stati, perché già ormai era avanti, però è comunque nato da una collaborazione tra il nostro comitato e il team Wow. Pensi che rimarrà un episodio unico o che verrà ripetuto negli anni? Io mi auguro che verrà assolutamente ripetuto, perché penso che più persone hanno la fortuna di riuscire a lavorare con un cavaliere e una persona del livello di Michel Robert, meglio è per l'equitazione in generale, perché tutto quello che noi possiamo fare per sponsorizzare un'equitazione dove il cavallo e il benessere psicofisico del cavallo è al centro di quello che si fa è fondamentale. L'altra cosa che è veramente bella del tipo di lavoro che Michel Robert fa è la varietà del lavoro. Una cosa che mi ha colpito di più in assoluto dell'uomo è l'interdisciplinarietà. Michel ha preso delle cose da tutte le discipline. Quando lo vedevi montare a cavallo, abbiamo avuto la fortuna di poterlo guardare, a volte c'erano dei momenti in cui sembrava stesse facendo un lavoro da montamericana, preso dal reining. Ha fatto dei lavori sull'ostacoli presi assolutamente dal completo. C'è un uomo che ha avuto l'intelligenza di riuscire a imparare da tutti, ed è quella la cosa, è un messaggio che è anche importantissimo, perché spesso il mondo del cavallo viene visto come diviso, ogni disciplina è una cosa a sé stante, ma in verità abbiamo la fortuna di poter tutti parlare tra di noi e possiamo imparare veramente da tutti. L'altra cosa che Michel lavora tanto è sul mantenere il più possibile l'integrità fisica del cavallo. I suoi cavalli in scuderia sono tutti molto muscolati, lavorano tanto. Abbiamo avuto la fortuna di poter vedere il suo secondo cavaliere preparare un cavallo per un internazionale, e il lavoro che ha fatto è stato un quarto d'ora di passeggiata fuori sull'asfalto, pioveva anche, poi in salita e in discesa, poi è andato su un prato a lavorare, è stato un 35 minuti a lavorare sul prato, trotto, galoppo, transizioni costanti, che ha un bellissimo prato in lieve saliscendi con dei cambi di equilibrio che veramente fanno fare un fisico fenomenale ai cavalli. È entrato in campo, 20 minuti, ha fatto 2 esercizi, ha saltato e poi è tornato fuori in erba. Quindi il cavallo è stato fuori più di un'ora, ma di lavoro sul salto ne ha fatto poco ed ha fatto tanto lavoro di condizionamento fisico. Questa è un'altra lezione che Michel Robert, che il metodo di Michel Robert veramente insegna, ed è fondamentale, perché spesso lavoriamo solo sulla parte tecnica e trascuriamo l'aspetto fisico del cavallo. E effettivamente giri nella sua scuderia e vedi sti cavalli ipermiscolati, cioè, ma sono proprio fisicamente belli addosso, e capisci che lo fanno non soltanto facendo gli esercizi di salto, ma lavorando soprattutto fuori all'aria aperta, che alla fine è il loro terreno naturale. Allora, qualcosa vi abbiamo raccontato, certo non vi abbiamo raccontato tutto, non sarebbe possibile perché non si possono riassumere in 20-30 minuti intere giornate che loro hanno trascorso in Francia a vivere l'equitazione in modo diverso. Credo sia una bella iniziativa di Fise Veneto.
abbiamo cercato di raccontarvela, come tra non molto vi racconteremo di una medaglia di bronzo.